Due donne ed un uomo residenti nel Trevigiano ed uno nel Vicentino, due studenti ed un quarantenne, tutti di rientro dal Regno Unito. Sono i 3 pazienti in Veneto con lievi sintomi, il cui tampone ha evidenziato la positività alla variante inglese. Il virus è stato sequenziato dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Su 5 tamponi analizzati, 3 hanno confermato la variante anglosassone. I dati al momento non sono ancora sufficienti per stabilirlo con certezza, ma essendo la variante inglese molto contagiosa potrebbe essere responsabile dell'alto numero dei contagi che si registrano in regione, che ha un RT, rapporto positivi e capacità di contagio, di 1,11 contro lo 0,90 del resto del paese. In questo momento non possiamo dirlo perché ovviamente 3 casi non sono significativi per giustificare un andamento epidemico. Valuteremo un numero superiore di casi e certamente questa potrebbe essere una delle ragioni che stanno alla base anche di questo andamento. Se le misure di contenimento funzionano, se le persone continuano a mantenere comportamenti corretti, spero che riusciremo ad evitare che questa variante si diffonda molto nella popolazione. Questo sequenziamento è uno dei tanti sequenziamenti del virus. A questo punto dei vostri studi che cosa si può dire? Beh, si può dire che questo virus presenta numerose mutazioni, è un virus che cambia continuamente, ma questo è normale, è simile al virus influenzale da questo punto di vista e quindi questi sono virus che cambiano. Bisogna guardarli perché le mutazioni potrebbero cambiare, come nel caso ad esempio della variante inglese, la contagiosità o altre caratteristiche del virus. Quindi è importante un monitoraggio continuo per vedere cosa sta succedendo nella popolazione virale. Questo virus si comporta da virus ma ha degli effetti diversi rispetto ad un'influenza, quindi ci si chiede come potrà mutare, che potrà diventare meno contagioso, potrà diventare meno pericoloso. Ma un virus è più o meno pericoloso anche a seconda dello stato immunitario dell'ospite, quindi è chiaro che man mano che il virus si diffonde nella popolazione aumenta anche l'immunità e quindi la protezione della popolazione e poi stanno arrivando i vaccini. Una volta che avremo una copertura immunitaria importante nella popolazione sicuramente saremo molto più protetti e questo virus ci farà meno paura. Voi siete arrivati alla sequenziazione della variante inglese con una metodica, diceva, particolare. Sì, è un metodo rapido che va ad evidenziare nel dettaglio le mutazioni di questa proteina spike che caratterizzano questa variante e che quindi ci permette subito di andare a dire che sono presenti le stesse mutazioni della variante inglese. Poi col sequenziamento completo del genoma virale diremo che è esattamente la variante inglese. Vari genotipi sono stati identificati in Veneto. Sì, abbiamo identificato nei primi campioni che abbiamo esaminato 8 diverse varianti, 2 di queste non le abbiamo ancora trovate in altri campioni italiani, quindi ci sono dei virus che sembrano essere caratteristici della nostra zona. La variante estiva non è responsabile di questa fase del contagio. Ma i virus che abbiamo sequenziato, che erano stati isolati durante l'estate, sono effettivamente diversi rispetto ai virus di questa seconda ondata.